Prima Corinzi, capitolo 14. E reale è l'utilità. Sforzatevi per questo, e campa sempre in dall'amore, ma desiderato con tutte le forze vostre, pure tutto che il reale lo Spirito Santo, specie che l'essere profeta, perché chi parla in una lingua sconosciuta a essa, non parla innanzi all'uomo, parla invece innanzi a Dio, e nessuno è capace di capire. Sotto a chi reale lo Spirito, chi si dice cose che non è misterio. O profeta invece fa crescere tutta la chiesa in lo spirito, a spunzoneia e fa regnare consuolo. Chi parla in una lingua sconosciuta fa bene solo a se stessa. O profeta invece fa crescere tutta l'audananzia. Io sono contento se ognuno di voi potesse parlare la lingua sconosciuta. Sono invece assai più contento se ognuno di voi tenesse il reale parlare a nome e Dio. Perché chi parla a nome di Dio è assai più meglio e chi si mette a parlare in delle lingue sconosciute. Si può rendere che l'autonanza, ci stesse qualcuno che sapesse spiegare tutto l'altro, tutta che l'autonanza potrà avere un profitto assai rosso. Frate mio, se io, quando venissi in mezzo a voi, mi mettesse a parlare in delle lingue che voi non conoscete, io non vi potrei portare nessun aiuto. Ma rongo invece un aiuto se vi faccio conoscere che è la verità, che è il Vangelo che ha giovuto a Dio. Pensate a tutti quegli strumenti di musica che non tendono la vita, come fraulo, come acetole. Se i suoni loro non fossero diversi, non si potrebbe conoscere il buono, o suono fraulo e chi la acetole. E ancora, se a Roma facesse scifare a essa, non sono stunato, chi si butterebbe in una crisi? E la stessa cosa succede pure per voi. Chi sarà capace di capire se parlerete in una lingua che nessuno è capace di capire? È come se chi sta parlasse a vacante. Io non so quante specie di lingue ci stanno in tutto il mondo, ma so buono che ogni lingua ha i sensi suoi. Ma se io non conosco la lingua, e chi che sta parlando conmigo, io sono forastiero per chi, eppure chi è un forastiero per me. A così voi che desiderate con tutte le forze vostre, che il reale lo spirito, cercate di avere in quazzetto tutto il reale che serve per far crescere che è la Chiesa. Per questo, se uno si mettesse a parlare in una lingua sconosciuta, a domanarsi a Dio pure la capacità di sapere spiegare. Se io metto a pregare in una lingua sconosciuta, lo spirito mio, che le prega, ma il cervello mio non può avere nessun profitto. E allora, che avesse a fare? Che raggio con lo spirito, ma per raggio pure con il cervello mio. Quando raggio insieme con lo spirito, ma quando raggio pure con il cervello mio. Perché, casi non succede, casi tu ti metti a ringraziare Dio solo con lo spirito, chi che ti sta sentendo senza capire niente, come farà a rispondere amen? Quando finisce tutta quella preghiera tua, se chi non ha capito manca una parola e tutta quella che tu stai dicendo. Che la preghiera tua sarà pure assai bella, ma tutto il lato non hanno avuto nessun profitto in allora. Io ringrazio sempre Dio che sa parlare in la lingua sconosciuta a voi, ma quando sto in a chiesa, in all'autonanza, mi fa più piacere ricevere 5 parole con tutto quanto possono capire, piuttosto 10.000 che nessuno è capace di capire. E a così posso far imparare tutto il lato. Frate miei, non ha ragionato più come creatura, l'umanità invece è sempre creatura dentro a tutto quello che importa, o peccato. Mettitevi invece a ragionare sempre come uomo fatto. Sta scritto dentro la legge, dice il Signore. Parlerà già a questo popolo, per mezzo di persone che parlano lingue diverse, e per mezzo di forastiere, ma manca così loro mi staranno a sentire. E così che la capacità di parlare in lingua sconosciuta è un segno non per tutti quelli che tenono la fede, ma per tutti quelli che non credono. Parlare invece a nome di Dio è un segno buono per tutti quelli che credono. Se quando va unito tutti insieme, in un'autonanza, ognuno parlasse in lingua sconosciuta e trassesse là dentro certi forastieri e certi che non tenono la fede, che succederebbe? Tutti questi diceranno, chi sono asciuto pazzo tutto quanto. Se invece tutto quanto parla a nome di Dio, trasesse l'andinda, uno che non crede, uno forastiero, si sentirà sbernugnato e giudicato per tutto quello che sente, perché tutti quei pensieri suoi hanno scusa, rinda essa e diventeranno tanto assai più chiare. E abbassando gli occhi suoi in terra, adorerà Dio dicendo, Dio sta veramente in mezzo a noi. E regola. Perché striga voi, frate mio? Qual è la conclusione per tutte quelle che va giurette? Quando va unito insieme, ognuno può donare un salmo, può lezionare gente con imparata, può far conoscere all'altra quello che Dio ha detto a essa, può parlare in lingua sconosciuta, può sapere spiegare
quella lingua. E beh, tutte queste deve sempre un motivo solo, fa crescere tutto il popolo e dire in da fede. Quando si può parlare in una lingua sconosciuta, hanno essere in tutte, due o tre persone a fare sta cosa, e la vita fa parlare una troppa nata. Ma poi, c'è da sempre in mezzo a voi chi è capace di spiegare tutto quello che loro hanno detto. Se rende a quella adunanza, non esiste nessuno che è capace di spiegare. Chi tenesse a smania a parlare in una lingua sconosciuta, se stesse invece zitta, e si mettesse a parlare solo con se stesse con Dio. La stessa cosa vale pure per tutti i profeti. Due o tre si mettessero a parlare e tutte l'altre stessero a sentire. Se per uno che stesse assettata avesse una rivelazione a Dio, o prima si fermasse a parlare, e a così una roba nata poteva ridere parlare, tutto quanto per istruire e per incoraggiare tutti quelli che staranno a sentire. Chi si mettesse a profetizzare, a da pure sottomettere che la carice rinde a chi il giudizio dei profeti, ovvero perché Dio non va a scendere la moina, ma la pace. Come succede rinde a tutta l'autonanza dei cristiani, e femmine se stesse zitte a rinde a che l'autonanza, perché loro non devono diritto di parlare. Hanno romane invece sottomesse, come dice pure la legge Mosè. Si vuole lasciare una spiegazione, poi una domanda spiegazione che desiderano ai mariti loro, quando saranno rinde a casa loro. Perché non è bello che una femmina parlasse rinde un'autonanza. Forza a parlare di Dio è partita rinde a voi, è arrivata solo a voi. Se qualcuno pensa che Dio parlasse a essa, si pensa che lo Spirito del Signore ha da sapere che tutto quello che sto scrivendo è un comando del Signore. Se qualcuno non vuole riconoscere, vuol dire che manca Dio a riconoscere a essa. A così, frate miei, sforzatevi sempre a far conoscere la parola di Dio e non agnate la parola a chi che parla in una lingua sconosciuta a voi. Però tutto questo ha da essere fatto con dignità e senza creare amore.